sarà su et stabiel quand escapar pour Shell, oppure quale escapar pour Shell a sarà su e stabiel. Letteralmente, quando è scappato il maiale, chiudono il recinto, la stalletta. Corrisponde questo proverbio all'italiano chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Come tanti altri proverbi che ricordiamo, sono proverbi, modi di dire che si ricollegano chiaramente alla vita, alla società agricola della campagna, alla vita rurale, quindi dove gli animali erano parte della vita quotidiana. E pude un no mica ciapà che il proverbi chi proprio alla vigilia del Sant'Antonio, perché come di in video precedente in due comincia a fare la proposta di recitare domande sera una filastrocca per il Sant'Antonio, pude un no mica ricordare il suo puscelin, il suo maialino con cui era raffigurato spesso questo santo. Le interpretazioni sono varie, perché appunto il maiale potrebbe essere simbolo anche del demonio che Sant'Antonio aveva vinto e aveva sconfitto più volte, ma più facilmente è il simbolo di tutti gli animali domestici. Ricordiamoci che, come si suol dire, del maiale non si butta via niente, e il maiale per i contadini era un animale molto prezioso. Mi pare di poter dire che pur non avendo io esperienza diretta di allevamento e non sono un esperto appunto di animali, però se penso, quando ho visto muoversi dei buoi o dei maiali, certamente il paragone col maiale è più efficace che non col bue, nel senso che, per quel che ne so io, il bue è molto lento e prima che scappi dalla stalla forse deve pensarci un attimo, anche perché il bue è un'altra caratteristica a cui viene accomunata spesso è che non è molto intelligente. Invece il Purcell, appena si serve a stabiele, scappa via. E tra l'altro il maiale è anche veloce, se avete visto correre un maiale è lesto nell'andare. E quindi, ma al di là della velocità dell'animale in sé, evidentemente questo proverbio molto efficacemente, è forse uno dei proverbi più efficaci, più diretti, che rendono più l'idea, anche quello in italiano peraltro, quello di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, di rendere l'idea del fatto che tu prendi un provvedimento, cerchi di trovare una soluzione quando il problema ormai è scoppiato, quando la situazione si è fatta non rimediabile, cioè se chiudi la stalla quando i buoi sono fuori è anche inutile, è anche una inutilità di intervento. Ora, siccome siamo in una situazione in cui mi verrebbe molto facile e molto istintivo paragonare questo Sarasù Stabiel a tanti provvedimenti fatti durante questo periodo, però mi asterrò da questo collegamento, perché chi se ne andrà a parlare di proverbi, di mediodì, sì, dobbiamo fare anche dei paragoni concreti, però la sta la situazione adesso della sanità e della politica, casomai lo richiameremo a tempo debito. Diciamo che è un insegnamento che ci viene dalla civiltà contadina, dall'esperienza pratica della gente che appunto sapeva che se lasci libero l'animale quello se ne va via, che possiamo applicare noi in ogni momento. Ecco, in questo caso possiamo dire che la saggezza contadina, quando si suol dire, o la saggezza popolare, effettivamente ha un senso, ha un suo posto, perché effettivamente poche altre immagini sono così efficaci come quella di Sarasù e Stabiel quando è scappato il Purcell. Quindi, in attesa di trovarci domani e di domandare al nostro Sant'Antonio di fare di grassi, di domandare al Signore di aiutare, perché è il periodo qui che ha bisogno di tanti aiuti, che penso un cicinin a che proverbi chi, e stiamo attenti che quando fermirò sarà su bene Stabiel, perché dopo se Purcell scappa è anche difficile andare a Catal.
si può riprenderlo, si può portarlo indietro, però facciamo molto più fatica. Le mei tenissero su e stabiel in sci e scappano al Plouchel. A presto, ciao ciao!